Professor Fabbro, com'è strutturata la vostra officina e quali sono gli obiettivi che vi siete preposti? Allora, noi abbiamo un'officina che si chiama Rigenerazione del Capitale Territoriale Friulano e che è articolata in due laboratori, uno più diciamo dedicato alla programmazione strategica del tema, l'altro più focalizzato su interventi e tecniche di adeguamento antisismico degli edifici. Quindi io sono responsabile della prima e il professor Sorace è responsabile del secondo laboratorio. Da quali basi siete partiti per sviluppare poi il lavoro che porterete avanti? Beh, le nostre basi sono lavori di ricerca che conduciamo già da alcuni anni. Io sono un urbanista e mi occupo da anni, da decenni di analisi del territorio friulano, che è il mio laboratorio di analisi, appunto, di studio, sul quale negli ultimi anni ho dovuto riscontrare delle situazioni di preoccupante arretramento della qualità del capitale, del suo capitale territoriale in generale, quindi gli insediamenti, le infrastrutture, il sistema ambientale, ma anche il capitale umano, sociale, le comunità, la coesione delle comunità, eccetera. E quindi questo è il dato di partenza. Il dato di partenza è riconoscere che il capitale territoriale regionale e friulano in particolare è in crisi e che a questa crisi bisogna rispondere subito e massicciamente. Quindi diciamo anche per il lavoro che adesso farete, che tempistiche vi siete dati, come lo programmerete? Il, mm, Noi contiamo di lavorare un certo numero di mesi, non troppi, insomma contiamo per fine anno già di arrivare a una proposta articolata e impegnativa per i decisori regionali, locali, comunali, in modo da prima di tutto condividere assieme un punto. La crisi ha colpito fortemente il territorio friulano, dobbiamo rispondere subito, dobbiamo rispondere con una manovra che vada a ricostruire le basi, diciamo, di un nuovo modello di sviluppo, dopodiché possiamo pensare anche alle linee di questo modello di sviluppo. Il nostro fine comunque è la ricostruzione di un tessuto di comunità locali coeso ed efficiente in tutto il territorio.